Buongiorno cari amici di O Compro Siciliano Chef, benvenuti a casa mia. Siamo nella mia fattoria Smile and Food a Palazzolo Acreide. Come vedete oggi splende il sole e quindi saluto tutti gli amici del nord come Elena Francani che mi hanno scritto nel post che ho appena pubblicato dicendo che invece in Valpadana c'è la classica nebbia e quindi sono felice invece di essere qui al sole. Infatti oggi ho scelto un posto all'ombra perché la settimana scorsa ho preso una tintarella, niente male, però non vorrei bruciarmi ancora. Voglio cominciare intanto salutando i miei piccoli fan perché questa settimana in molti mi hanno telefonato e mi hanno rimproverato che non li ho salutati perché ero troppo impegnata a guardare bel faccione del mio ospite. Quindi oggi provo un po' a recuperare. Un bacione a tutti voi bimbi e bimbe che mi seguite. Vi volevo anche dire un'altra cosa. Questa settimana io mi sono resa conto che con le nuove restrizioni a cui stiamo andando incontro, in molti di voi non potete festeggiare il compleanno come siete abituati a fare. L'ho provato io stessa avendo due bimbi a casa, Manfredi e Federico. Ieri Manfredi ha fatto il compleanno, quindi un augurio speciale a lui e a tutti i bimbi che stanno compiendo gli anni. Non si può festeggiare, non possiamo fare le classiche feste di famiglia con i compagnetti di classe, con i compagnetti dello sport. Questa è una limitazione brutta, ma non vi preoccupate, passerà e cercheremo di recuperare prossimamente le vostre feste di compleanno. Se intanto volete, io sono disponibile ogni sabato a fare gli auguri ad ognuno di voi e festeggeremo tutti qui insieme. D'altronde siamo un gruppo così grande di oltre 200.000 persone, insomma, cosa volete che sia se non possiamo fare una festa con 6 persone a casa? Qui siamo oltre 200, quindi ci possiamo divertire tutti insieme. E allora vi aspetto, scrivetemi, fate scrivere le vostre mamme e i vostri papà e io vi farò gli auguri uno ad uno, ok? E allora intanto cominciamo la puntata. Oggi ho voluto dedicare un attimo di tempo ai più piccoli, ma io li adoro tutti e quindi mi sembrava doveroso. La mia puntata oggi sarà dedicata ad uno dei frutti della nostra terra, della Sicilia, più amati nel mondo. Sto parlando delle olive. Le olive che diciamo ci contraddistinguono in Sicilia per tutte le utilizzazioni in cucina, a partire dall'ottimo olio di oliva, in Sicilia veramente ne abbiamo di tantissimi tipi e anche ultra premiati, e poi siamo molto famosi per le conserve a base di olive in salamoia. Quindi oggi preparerò con voi questa ricetta, ma non sarò da sola perché ho invitato un ospite a cui io tengo moltissimo, a cui voglio tantissimo bene, che sarà con noi dall'Australia. Lui è un siculo di origine, ma ormai vive in Australia da tanto tempo, anzi forse c'è pure nato, adesso glielo chiederemo. E con lui ho parlato della ricetta che voglio preparare un paio di anni fa quando l'ho incontrato per la prima volta, perché era una ricetta che preparava sempre insieme a suo padre e ai nonni in provincia di Messina dove abitavano. Se il mio regista Paolo Gatto, che saluto con un bacione anche a lui, può far entrare in diretta il mio amico, lo presento, lui è Sam Pazzo. Ciao Alessia, sta bene? Benvenuta in Sicilia, come stai? Sì, so bene, ma a questo tempo noi siamo in Sicilia, ma quest'anno siamo qua perché ci sono questi problemi. È vero. È quasi come sono in Sicilia. Ti ringrazio, Alessia, ti ringrazio. Grazie a te, ti abbraccio fortissimo e ti do due Anche a grossi te, abbracci. anche a te, Alessia, anche a te. Sam ha il suo nome completo, Salvatore, ti chiami Salvatore e ti chiami È Salvatore giusto. Fazio. Sì. Di quale parte della Sicilia hai origine?
Alessia, io sono nato qua in Australia, non parlo tanto bene italiano, ma Tranquillo, quando speriamo vuoi che puoi parlare anche in capisci. inglese. Mamma è nata a Mongiove, Sì, in Sicilia, e ha cresciuto in Barcellona, a Pozzo di Cotto. sì, Papà è termobiliatore. Lui è venuto in Australia nel 56, mia mamma è 58, sono sposato nel 59 e io arrivato a 60. fantastico. E io Sì. li ringrazio per averti fatto arrivare perché io sono felice di averti come amico e ti voglio un sacco di bene. C'è niente, Alessia, niente. Lavoriamo insieme, lavoriamo bene. Sono molto felice quando arrivo in Sicilia e arrivo in Siracusa e facciamo la passeggiata sul mercato. Per me è una cosa fantastica, mi piace molto. È Ti vero, ringrazio. ci siamo divertiti, ci siamo Speriamo, divertiti. speriamo, come si dice, next year che siamo di nuovo Sì. insieme. È vero, anche io lo spero tanto perché quest'anno mi sei mancato, mi sono mancati i tuoi baci, i tuoi abbracci, le passeggiate insieme al mercato di Ortigia con anche i tuoi ospiti, perché ricordiamo, io ho conosciuto Sam Fazio qualche anno fa perché lui ha un ristorante a Melbourne e lui organizza anche gruppi di suoi clienti, suoi amici che vogliono visitare la Sicilia e lui li accompagna e poi cucina per loro per tutto il tempo che saranno qua in Sicilia, ma poi ha capito che in Sicilia si mangia bene, ci sono molte persone che sono felici di mostrargli la tradizione siciliana a tavola e quindi ha deciso di viaggiare insieme a loro facendogli da cicerone, incontrando i vecchi amici. Quindi Sam, io ti ringrazio e non vedo l'ora di rivedervi. Senti Sam, oggi io voglio fare con te una ricetta che tu ti ricordi da quando eri piccolo, vero? Sì, olive. No, mia Le mamma chiamava olive scacciata. olive scacciate. Oggi io ti propongo le Cioè, due versioni di questa ricetta. Allora, noi abbiamo in Sicilia parecchie versioni delle olive cunzate, quindi con cunzate abbiamo un termine molto generale della ricetta perché parliamo di olive che vengono prima messe in salamoia e poi vengono condite in vario tipo. Per quanto riguarda le olive scacciate, invece, che faceva tua mamma, è proprio un'altra ricetta che viene preparata con le olive che vengono schiacciate prima di essere messe nei vasetti e conservate per qualche settimana. Quindi io intanto con te voglio preparare la ricetta delle olive in salamoia, le olive in brine e poi andiamo a spiegare man mano anche la ricetta delle olive scacciate. Che ne dici? Sei pronto? sì, va, sì. Bene, e allora per le olive schiacciate, anzi per le olive in salamoia, se Paola intanto manda la ricetta, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti, quindi abbiamo bisogno di olive verdi, Mm. queste qui, e Bello, poi abbiamo bello. bisogno di sale grosso, io ovviamente uso sale marino siciliano, abbiamo bisogno di aglio, di peperoncino secco, fresco, di qualche fettina di buon limone siciliano e poi abbiamo bisogno di acqua. Questo perché noi dobbiamo preparare appunto la salamoia. La salamoia si prepara in genere semplicemente con acqua e sale. Nella ricetta che avete visto pubblicata, la porzione è quella di 250 grammi di sale e di un litro d'acqua. Adesso noi però possiamo darvi un piccolo segreto che magari anche Sam sa dalla parte di sua mamma, che è quella di utilizzare, aspettate se lo trovo qui nel mio tavolo, un uovo. Perfetto, perfetto Io ho Alessio. questo ricordo
Io ho questo ricordo da parte di mia nonna. Mia nonna non usava le bocce che adesso usiamo, diciamo, ognuno di noi a casa, ma usava questi bei boccioni. Questo perché lei preparava le olive per tutta la famiglia, come si usava un tempo. E allora lei preparava la salamoia di acqua e sale, ma per verificare, anche senza bilancia, se la salamoia fosse buona, quindi se l'acqua fosse abbastanza salata oppure no, ci immergeva nell'acqua un uovo crudo. Questo perché l'uovo, come tutti voi sapete, diciamo nell'acqua salata tutti galleggiano, e se l'uovo comincia a galleggiare dentro l'acqua salata vuol dire che la salamoia è buona. Se invece tende ad andare verso il basso vuol dire che dobbiamo aggiungere altro sale. Quindi tu conoscevi questo metodo dell'uovo? Sì, sì, Alessia, mi ricordo mio padre faceva questo modo. Sì. Allora, senti Sam, intanto io saluto qualche amico che si è appena collegato con noi. Abbiamo il signor Tito Puleri che è sempre insieme a noi durante le dirette. Signor Tito Puleri, un bacione anche alla sua nipotina Viola. Mua. Abbiamo Didi James in linea, quindi buon sabato anche a te. Io ho scritto anche la ricetta in inglese in modo tale da poterla condividere anche con i tuoi amici a casa. Allora, cominciamo. Io intanto, se tu vuoi raccontarmi qualcosa sulla ricetta che ti ricordi, io sono molto felice di condividere con te e con tutti i nostri amici i tuoi ricordi. E allora, per cominciare la nostra ricetta prendiamo un recipiente normale in cui dobbiamo cominciare a preparare la salamoia. Io prima di cominciare la diretta ho rotto la caraffa che avevo bellissima in ceramica, quindi utilizzo per comodità una bottiglia di 2 litri di acqua e comincio a mettere nella mia ciotola l'acqua a cui andrò ad aggiungere il sale grosso. Ok, questo è circa 1 litro. Vado a pesare i miei 250 grammi di sale. Okay, my friends from Australia. So my friends from Sam, I'm starting to make the olives in brine, and I'm starting using water in a cup. I adding 250 grams of sea salt, and I start to put in the water. So I need to start to have the salt in the water to prepare the brine. This is a very old and typical recipe from Sicily, made with the olives, and I made all the time with my grandma. I'm talking with Sam that is drinking a cup of wine. So salute Sam. And, Grazie, salute, perché qua siamo di sera, abbiamo fatto cena. Salute. Salute. Sam is in Australia, in Melbourne. So here is 9 o'clock during the night. Here is middle morning. So I am here under the sun, and is in lockdown inside this restaurant in Melbourne. What's the name of your restaurant? Our restaurant is called Fazio's o Fazio. Siamo Sì. in Hampton, ma adesso facciamo solo takeaway perché siamo in lockdown. Siamo stato in lockdown from marzo, ma speriamo la settimana che arriva facciamo un po' di notizie bene, il ristorante ci apre, ma speriamo che le notizie bene. Ragazzi, in Australia sono in lockdown da marzo.
Noi ci stiamo per rientrare, speriamo non completamente, ma siamo molto preoccupati che dovremmo rimetterci tutti in lockdown. Come vedete, Sam sta resistendo il lockdown da ristoratore già da marzo, quindi possiamo stringere i denti anche noi. Senti Sam, allora io qui sto facendo sciogliere il sale dentro l'acqua e adesso voglio fare con voi in diretta proprio la prova dell'uovo, perché è una cosa che mi diverte moltissimo e siccome ci seguono anche tanti bambini, questa è una prova un po' scientifica. Quindi la voglio fare insieme a voi. Prendo il mio uovo e lo metto dentro l'acqua. Allora, come vedete, l'uovo galleggia e addirittura sta fuori dall'acqua. Questo è un metodo, diciamo, anche scientifico per capire se la nostra salamoia è pronta oppure no. Quindi io vi consiglio sempre di utilizzarlo. Poi la nostra acqua è pronta da poter essere messa dentro ai nostri vasetti, in cui noi andremo ad immergere le olive, ma anche andremo ad aggiungere altri ingredienti per insaporire la nostra salamoia. So guys, my water is ready. I had the proof with the egg in the middle, and this is a very good brine for your olives. Now the water is ready, so I can start to have the choice of our olives. From this very big cup, I have the choice of big olives and very nice olives. I just washed it yesterday night and I dried them. And now I start to prepare the brine with you. Allora, Sam, hai domande fino adesso? O è tutto chiaro? No, Alessia, mi sto divertendo tanto per me a guardare questo lavoro che faceva mia mamma e mio padre. È 80 anni che lo vedo io, perché, come si dice, io non lo faccio tanto, non ho tempo per vedere come lavora lei, mi dà tanto piacere. Grazie. Grazie Sam, io sono felicissima oggi di essere con te, tu non sai quanto. E allora, noi per insaporire la nostra salamoia possiamo andare ad aggiungere dell'aglio, possiamo andare ad aggiungere del peperoncino fresco o anche essiccato. Diciamo che sono gli aromi più utilizzati in Sicilia per andare ad aromatizzare la nostra salamoia, ma di solito ci aggiungiamo anche qualche fettina di limone. Questo perché durante la salamoia le nostre olive andranno a cambiare il colore, perché logicamente in questo momento sono di questo bel verde, ma poi andranno a diventare di un verdone più scuro. Però per non far cambiare anche il colore all'acqua, di solito le nonne aggiungevano qualche fettina di limone dentro la salamoia. They are the ingredients that we will use usually to have flavor inside the brine. So I will use hot chili pepper fresh, but if you would like, you can use also dried garlic and a few slices of lemons. This because during the brine, during the 6 months that usually the olives must be inside the jars in brine, the water can change color. So to have the clear water during this time, usually my grandma had the slice of lemons inside. So we can start to adding the water inside the jars. I start to put some cloves of garlic in the middle.
few pieces of hot chili pepper. You can cut in slice, or you can put one in the middle in the water, and it will be very nice then to see with the olives in this way. Now I will prepare with you. And then I started to cut a few slices of lemon. Quindi io sto aggiungendo alla mia salamoia qualche fettina di limone. Il peperoncino lo potremmo anche lasciare in piedi, così aggiungendo delle olive per poter avere il nostro vasetto anche bellino da poter conservare in questo modo. Aggiungiamo un'altra fettina di limone e andiamo a comporre gli strati. Senti Sam, ma adesso che stai vedendo come si fanno, le rifarai? Alessia, in English, I have not made these olives since my father died. It was nearly 20 years ago. And I can tell you, you have inspired me. And as soon as I get some nice olives, I'm going to do it. And I'm going to do it your way. Okay, so when you can have the olives at your home, you can remake in this way. Yes, I will. And okay. The addition of the lemon, mi piace che ci metto il limone, è una cosa nuova per me. Mi piace, ah, sì? Io lo metto, sì. Bene, questa diciamo è la versione delle classiche olive in salamoia. Io ricordo sempre questi boccioni proprio pieni di olive a casa di mia nonna, che noi aprivamo e andavamo ad attingere le olive prima del pranzo. Adesso c'è un altro segreto che io voglio condividere con te e con tutti gli amici del nostro gruppo. Now I have another secret to give it to you at home, and because you need to preserve the olives in the jars in very good way to preserve for a long time. This early morning I pick myself the plants of the wild fennel seeds. Because we need to take down the olives in our jars. Questa è la pianta di semini di finocchio selvatico. Come vedete qui, se Damiano riesce a riprenderle proprio bene, dentro queste gemme ci sono i semini di finocchio che noi tanto amiamo in Sicilia. Allora, voi sapete che nelle preparazioni della salamoia poi ciò che noi mettiamo in salamoia, in questo caso le olive, dato che abbiamo aggiunto acqua e sale, queste tenderanno a galleggiare. Quindi per tenerle schiacciate dentro la salamoia, in Sicilia utilizziamo questo metodo. Prendiamo qualche rametto di finocchietto selvatico e lo intrecciamo in questo modo. Così. Poi lo mettiamo dentro il nostro contenitore, in questo modo, e schiacciamo, in modo tale che le nostre olive staranno al di sotto dell'acqua e sale. Vedi Sam, riesci a vederlo bene? Alessia, you should tell your people that this is the most important part, because if the olives are not totally submerged under the water, they don't preserve. The finocchio selvaggio è molto importante. È vero, è vero. Infatti now I'm explaining also in English for everybody, your friends and my friends in all parts of the world. In this way, I pick myself this wild fennel plant because I need to take under the water and salt the olives in brine. So now there are very modern method to have this process. So
you have a little cup in plastic to put on the top of our olives. But since we don't love a lot of plastic in a special way, using this method, then you will have the flavors and the flavor, of course, of the smell of the wild fennel just inside the water of the brine. So it is a very good way to press down our olives, and then we can close with the cup. And our jar of the olives brine is ready. It's a very good recommendation that I can give it to you. When you will open the olives, it's good that you press every time this fennel inside the water, so the olives can stay covered from the brine for every time. È chiaro, Sam? Sì, sì, chiarissimo, è perfetto Bene. così. Bene, sono contenta. E allora questo è il primo step che noi possiamo fare con le nostre olive in brine. Poi abbiamo un'altra ricetta che possiamo realizzare con le nostre olive, che è quella di cui parlavi tu prima, realizzata dalla tua mamma, e quindi olive scacciati. Olive scacciati sono un'altra ricetta in cui noi dobbiamo preparare le nostre olive, schiacciarle prima di metterle a bagno in un contenitore come questo, in acqua e sale. Quindi dobbiamo prendere le nostre olive e poi o con un coltello o con... Io l'anno scorso l'ho schiacciate con la caffettiera e sembrava che avessi ucciso chissà quante persone, e quindi non vi raccomando di farlo con la caffettiera. Io adesso qui ho dimenticato di prendere un coltello grande, però vi voglio mostrare come fare le olive schiacciate. Aspetta che libero il tavolo, così ti mostro tutto un po' meglio. Ecco qui. Allora, schiacciamo le nostre olive in questo modo. Ovviamente è un lavoro lungo e di pazienza, però è un lavoro che darà i suoi frutti. Questa è una ricetta che per esempio adora mia cognata Adele, perché lei non sa resistere alle olive e quindi preferisce preparare questo metodo, perché mentre le olive in questo modo devono essere conservate per almeno 6 mesi prima di essere mangiate, le olive scacciate invece sono molto più veloci da poter preparare. Quindi ti do anche la ricetta per le olive scacciate. Devi tenere dentro acqua e sale le olive per 6-7 giorni e cambiare l'acqua e sale almeno per 3 volte durante la giornata. So you must take the olives squashed inside the water and salt for 6 or 7 days, and then you must change the water and salt 3 times in a day. This because the olives, when they are fresh, they are very bitter. They haven't a sweet taste like when we eat usually. So to give this bitter taste, they need to stay inside the water and salt for 6 days. But the portion from the water and the salt is very different, because you need 80 grams of salt in a liter of water. Every time that you will change the water and salt, you need to have a new brine, so the olives can leave this bitter taste. It's easy for you, Sam, this method. Yes, it's a quick way of preserving the olives. The other ones take 6 months, and these ones you can get it up in a matter of weeks. So while you're waiting for the other ones to get ready, you can eat these ones.
you can have another step, because in this moment I only squashed the olives, but I preserved the bone inside. But after 6 days, you can take off the bone inside in this way, so you can Yeah. have only the olives without this one, and then you can preserve mixing like a salad with the olives, with the olive oil, with the garlic, with the carrots, with the fresh mint, with the vinegar, and then you can preserve in the jars. But I know that they stay inside the jars maybe for 5 days and not more, because you will finish in very fast way eating with bread every Yeah. time. Yeah, I remember. Yeah, you've inspired me. I'm going to do this as soon as we get some I olives. gave to you like a tasting during my cooking class, my olives. Do you remember? Yeah, of course. Yeah, yeah. It brings back good Allora, memories. ragazzi, But both per for fare your trip and for my parents and my nonni, because that smashing of the olives was my job with a hammer for my nonna. Squash, squash, like this. Yeah, it's very è good. Good vero. memories, Alessia. Grazie. Good memories. È vero, io ti ringrazio anche perché per me è bellissimo condividere con voi le tradizioni siciliane, soprattutto con voi che state all'estero da molti anni e che siete sempre alla ricerca di queste good memories. So I am very happy to share with you them. Spiego ai nostri amici in italiano cosa ho appena fatto. Per fare le olive schiacciate alla siciliana è necessario quindi schiacciare le olive, metterle in salamoia con acqua e sale, però questa salamoia deve essere con 80 grammi di sale per litro di acqua, e lasciare queste olive a mollo dentro la salamoia almeno per 6 giorni. Però una raccomandazione, dovete cambiare la salamoia almeno 3 volte al giorno e con una nuova salamoia. Questo permetterà alle nostre olive di diventare dolci e di poterle mangiare appunto dopo solo 6 giorni. E poi dopo, una volta che togliamo le nostre olive dalla salamoia, di solito è una buona usanza qui da noi in Sicilia togliere l'osso. In questo modo noi avremo le olive schiacciate, conservate dentro i barattoli, ma senza l'osso, così sono pronte direttamente ad essere mangiate con del buon pane di casa. Di solito le olive vengono preparate condite con olio di oliva, aceto, carote, sedano, e poi ognuno a casa ha la ricetta della propria nonna, quindi un gusto che ti ricorda proprio il sapore di casa. Perciò divertitevi e sbizzarritevi nel preparare questo tipo di olive. Se poi non avete tempo, come il nostro amico Sam, di preparare le olive in casa, potrete andare sempre a cercare all'interno del nostro marketplace di Io Compro Siciliano le varie aziende che producono con le antiche ricette siciliane queste conserve, quindi vi potrete divertire a mangiarle. Ordinandole vi arriveranno direttamente a casa. Sam, come sta tua moglie? Scusa, che hai detto, Alessia? Come sta tua moglie? Ah, beh, molto bene, sì, no, lei è molto bene. Adesso è a casa, a casa. Io È a lavoro e casa. lei è a casa. Sì. Bene. No, E tutto è senti bene. Sam, quindi Le bambine ho vanno visto i bene, abbiamo bambini. un'altra nipotina adesso, tutta la famiglia va a grandire. No, tutto bene, Alessia, grazie, grazie. Bene, bene. E allora Sam, io ti ringrazio per essere stato qui con me, spero di averti regalato con semplicemente questo vasetto di olive in salamoia dei bei ricordi della Sicilia e dei tuoi nonni che ti hanno sicuramente voluto bene e cresciuto come è usanza siciliana, buon cibo e a coccole. Io ti ringrazio. Vuoi salutare qualcuno in particolare qui in Sicilia? Ah, certo, ci sono i miei zii, zia Mela, zio Peppino, i miei cugini, Maria, Irina,
Concetto, Mimma, tutti i miei cugini, i miei zii, salute, speriamo che adesso arriviamo all'anno nuovo e arrivo in Siracusa per prendere questa giara di olive, Alessia. Questa la tenere me lo per vuoi me. portare a casa? Metto il mio nome sopra questa giara per me. Va bene, scriverò qui per Sam. Grazie, grazie Alessia, grazie. Sam, un grande abbraccio a te e a tutti i tuoi parenti qui in Sicilia, ma anche un abbraccio a tutti i nostri amici australiani. Tenete duro, questo periodo difficile passerà per tutti e speriamo di poterci riabbracciare presto tutti quanti. Grazie Sì, Sam, un abbraccio e un bacione a tutti ciao. voi. Ciao bello. Ciao. Buonanotte. Ciao. Cari amici di Io Compro Siciliano, io saluto tutti voi che avete scritto i messaggini di saluto per me e per Sam. Io spero che anche questa ricetta sia stata un buon suggerimento per tutti voi per preparare le conserve di olive a casa, ma vi ricordo che appunto potrete eventualmente trovare questi prodotti siciliani anche all'interno del nostro marketplace e li potrete ordinare, vi arriveranno direttamente a casa. Speriamo di non dover affrontare nuovamente un periodo di lockdown, ma eventualmente non rimarremo morti di fame perché appunto i nostri amici delle aziende siciliane ci faranno arrivare tutti i vasetti e tutte le nostre conserve a casa, così non avremo problemi. Io vi auguro un felice weekend, mi raccomando mantenete le distanze, la mascherina, io sono qui per accogliere i vostri messaggi e augurarvi buon compleanno a tutti i miei piccini la settimana prossima nella mia nuova puntata. Un bacione, un abbraccio grande grande a tutti voi dalla vostra Alessia Smile Food e ci vediamo sabato prossimo. Mua!